È uscito Raspa, amici Pelini, quindi lo possiamo far partire il video. Ci interessa pochino adesso quello che... Insomma, poi potete iscrivervi al canale. C'è qualcuno nuovo che cercava un video commento sull'Italia e così, benvenuto. Iscriviti al canale senza dubbio, senza problemi. Di solito parliamo del Napoli, però se capita qualche altro argomento, mi hanno chiesto fai qualcosa, noi tempo permettendo lo facciamo. In questo caso da cellulare, perché sono un po' pigro oggi, posso permettermi di essere pigro. E se siete, perché voi siete stati bravi con i like, 1200 così, qua ne possono arrivare 900, perché 450 per ogni inserimento, no, Di Marco, cross troppo sul portiere, per ogni inserimento di Raspadori nelle azioni da gol dell'Italia, perché la riflessione è sempre quella. Il ragazzo là deve giocare, non c'è niente da fare, possiamo girarci intorno, lui con grande disponibilità si mette a disposizione e se lo fai giocare sull'ala destra, sull'ala sinistra, a centrocampo da mezzala avanzata, le invenzioni, può fare tutto quello che vuole e lo farà. Però è lì che deve stare, deve ruotare intorno alla punta, deve venire incontro, si fa vedere, poi va anche alla conclusione. In questo caso la conclusione che poi porta al gol di Kean non è stata impeccabile, non è stato un tiro fulmineo, cosa che invece Raspadori ci ha fatto vedere che ha. Però tutte le partite sono copia e incolla, i giocatori non sono dei robot e quindi si fa quel che si può. Per esempio io oggi sto vedendo un Di Marco molto stanco, lo vedo stanco, però poi esce fuori la qualità di piede e Raspadori nel primo tempo gira questa palla, Di Marco non c'ha manco il tempo di coordinare, Moro mi crea attraverso un pochino abbiamo anche rischiato, se vogliamo essere onesti, questa partita tra Italia e Ungheria, perché poi prendo la tangente e me ne vado da un'altra parte. No, lo lasciamo breve, è una promessa. Dicevo Di Marco, non c'ha manco il tempo di allargare, fare un cross bello al centro, a girare così, proprio è un cross a colpire Frattesi, che ha un'intuizione lì proprio distinto, non ti riesci a coordinare, non puoi abbassarti, non puoi spizzare, di petto praticamente segna il primo gol. Qualche azione di Bellanova, così, non capisco, non lo so, cioè Gatti al posto di Lorenzo contro una squadra che devi dominare, mi aspetto più un braccetto propositivo. E poi arriviamo anche alla questione di Buongiorno, perché diventa interessante anche tatticamente, anche per noi. Insomma, non lo so se Di Lorenzo doveva prendersi una pausa, se quell'infortunio contro la Francia magari pesa un pochino, o se Spalletti sta facendo delle prove, visto che la partita era alla tua portata, onestamente, e fai delle prove. Adesso esce Posch si prepara per il cross, esce anche Di Marco, entra uno dei miei giocatori preferiti, che Udogie è veramente una bestia, e cercando di evitare il più possibile paragoni e parole che richiamano alle cose, perché nel calcio si dice si tira una bomba, direi di evitare, perché poi si può fare dell'ironia facile, non è il caso. Mi hanno anche detto ma tu non parli su questo argomento qui, e questo argomento qui è un argomento estremamente delicato, estremamente decisivo anche, ma che mi porta poi a diventare un po' insofferente, un po' anche troppo estremo. Ecco perché tendo a non parlare di queste cose, qui dobbiamo lasciarle il più possibile nell'ambito calcistico, altrimenti si va a 1001 notte. Però io ne parlo con amici qui che sono di quella religione, no? Nati qui, sono di quella religione e hanno un punto di vista più interno, e quindi io preferisco sempre, no? Quando si parla di cose, no? Le persone di colore, perché si offende, dobbiamo...
quindi qua si va oltre quello che può essere il discorso dell'acerbismo, si va nei discorsi proprio di gente che perde la vita una continuazione. Ritornando alle questioni calcistiche, Raspadori entra nel primo gol, entra nel secondo gol, come seconda punta convince abbastanza. Tutti quanti oramai sta sdoganando, sta uscendo tutte queste ipotesi di formazione col 4-3, col 4-2-3-1, perché è chiaro che ci fa piacere vedere più giocatori offensivi nelle nostre idee di formazioni del Napoli, con più giocatori che ci esaltano, più giocatori nuovi. È normale che nella nostra fantasia, ma state sicuri che se Conte si rende conto che riesce a mantenere l'equilibrio ci arriverà. Però ha bisogno di lavorarci e abbiamo questa fatidica settimana tipo e si utilizzerà per quello. Ho anche sentito e sto sentendo, e mi fa piacere, anche a Campania Sport l'ho sentito riportando parole di Albarella, che l'Europa è anche allenante, perché non c'è niente come la partita europea che ti mantiene in allenamento anche mentale, e quello ti manca. Ed sarà importante però Conte è proprio quell'allenatore lì che ti può mantenere, secondo me, un gruppo in piedi, sul pezzo. Questo per quanto riguarda Raspadori. Per quanto riguarda Buongiorno, sembra assai a suo agio da centrale, forse troppo, e qua il forse troppo mi viene da dire che mi sembra un giocatore, oltre che un difensore, molto sicuro di sé, alle volte troppo, perché molto spesso l'abbiamo visto in scorribanda, andare in avanti, prendere iniziative un po' culibalesche, però sei il centrale qua della difesa. Allora, se sono movimenti codificati, che tu sai, qua sganciamo Buongiorno e un Bastoni resta, Gatti resta e un altro dei centrocampisti, perché c'hai Tonali, c'hai Ricci e c'hai Frattesi, si butterà sempre. Quindi quando avvengono queste scorribande qualcuno deve coprire sicuramente. Un pochino abbiamo sofferto, abbiamo rischiato delle volte, perché poi Buongiorno perde magari palla, troppo sicuro di sé, cerca un fallo, non glielo chiamano e rischi qualcosina. Se a Napoli continua a fare il braccetto, ben vengano queste scorribande, perché sei coperto e si sa che c'hai un Rachmani, che c'hai gli altri brescianini, o Log. Kian, o tiro Loga e c'è il gol. Tonali? Fuori gioco. Di conseguenza questo è un altro tema, cioè il ragazzo Buongiorno mi piace proprio assai, è veloce, tecnicamente non è male, sta sul pezzo, mi sembra abbastanza leader di difesa, e prendere queste iniziative vuol dire che ha anche personalità. Conte non a caso disse il capitano del futuro, e poi subito Avetta dice no, però quando Di Lorenzo si smette, sta Di Lorenzo, poi non ti preoccupare, abbiamo capito cosa intendevi e non creiamo polemiche inutili che non si devono proprio creare. Quindi questo è quanto, perché ovviamente Meret è in panchina, Di Lorenzo è in panchina, non so se entra, adesso ci sarà ancora un quarto d'ora di partita, forse no, una ventina di minuti di partita ancora, e mi scrivete voi nei commenti se succede qualcosa. Ieri non è successo niente di che, o meglio, la Scozia ha perso alla fine sotto i colpi del Portogallo, non fa niente, e oggi pure Rachmani ha vinto tipo 4-0, c'è stato il gol di Rachmani, ma non è Amir, potrebbe essere, mi sono divertito moltissimo su Twix, perché ero tutto esaltato, sono il primo a portare la notizia, assolutamente no, e subito poi sono andato a controllare Rachmani che aveva segnato e Albiol, nemmeno Albiol, un altro Rachmani che ha segnato, non è il nostro Amir, quindi ha segnato il Rachmani sbagliato, quindi non si fa il video su Rachmani che pure lui ha segnato. Però Raspadori entra di diritto nella schiera di quelli che stanno partecipando a queste nazionali da protagonista, e quindi il video si può fare e noi la cerchiamo qualcosa per tenerci in contatto. Vi posso mai per forza parlare del mio fantacalcio ancora?
interessa a pochi. Quindi vi abbraccio, vi bacio, lo teniamo corto e voi apprezzate, quindi lasciate un like, si può arrivare a 900 e i discorsi tattici per quanto riguarda, sì, mi interessano pure a me, però dobbiamo dare un pochino di tempo a Conte senza dargli fretta, e se arriva qualche passo falso, che può arrivare, che lui stesso ci ha detto, non pensiamo subito che è un problema di modulo, pensiamo che è un problema del calcio. Alle volte si perde con tutti i moduli, si può vincere con tutti i moduli. L'Italia è tornata a un 3-5-1-1, cioè pure Brescianini al posto di Raspadori contro l'Israele, cioè proprio, capite? È perché alle volte ti guardi intorno, vedi quello che hai e capisci che non puoi dominare sempre col bel gioco. Tant'è. Insisto, l'Israele sembra l'Italia, c'ha pure la maglietta Puma, proprio i colori nostri, tenere pure la bandierina dell'Italia, perché così noi sembriamo l'Ungheria. Qual è il paese più lungo del mondo? L'Ungheria.